attraverso l'acquisto di vaccini in maniera autonoma. L'annuncio del governatore Zaia è fondamentale per le nostre imprese. Ci stiamo muovendo per valutare questa possibilità nel rispetto della legge. Vaccini, lettera del presidente di Confindustria Veneto Carraro a Zaia. Le nostre aziende si offrono di far vaccinare i dipendenti nei propri spazi. L'obiettivo è superare l'emergenza. Zaia si faccia portavoce della nostra situazione disperata e l'appello dei commercianti di Abano che a Marghera hanno dato vita ad una manifestazione di protesta. Senza turismo non viviamo, dicono. La polemica sui banchi a rotelle ritenuti scomodi nell'istituto comprensivo di Vo non si sprecano e vengono utilizzati per microattività o laboratori. Intanto la regione invia un'ispezione. Una bimba di 16 mesi è caduta dal primo piano delle scale di casa fino al pavimento dell'ingresso del condominio. È successo stamattina all'Arcella a Padova. Dramma a Cortina, anziana con il deambulatore esce di casa, scivola e rimane tutta la notte all'addiaccio. La 92enne ritrovata questa mattina è morta assiderata. Prosegue la marcia verso i mondiali di sci, l'organizzazione tecnica è al lavoro per la preparazione delle piste, si inizierà col botto, parola di Alberto Ghezze, responsabile dell'area sport della Fondazione Cortina 2021. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito dai titoli, la Regione Veneto pensa ad un progetto di regione Covid-free attraverso l'acquisto di vaccini in maniera autonoma. L'annuncio stamane del governatore Zaia durante il consueto punto stampa è fondamentale per le nostre imprese. Ha detto ci stiamo muovendo per valutare questa possibilità nel rispetto della legge. Stiamo cercando in maniera veramente ossessiva un canale per riuscire a recuperare vaccini. Il Veneto si sta muovendo per cercare di acquistare vaccini autonomamente, lavorando ad un progetto Covid-free per comparti del sistema imprenditoriale della regione, dal turismo al commerciale delle aziende. L'annuncio è del presidente Zaia, comunicando la ricerca di un canale alternativo per riuscire a recuperare vaccini. Ci stiamo muovendo a 360 gradi anche per capire se sul mercato mai accadesse che trovassimo anche la possibilità di approvvigionamenti. Non penso sia un reato andare a comprarsi i vaccini, penso però che bisogna riuscire a trovarli. Vaccini che devono essere trovati nella legalità e nel rispetto delle regole. Io penso che in questa fase il Paese debba garantire a chi riesce a trovare vaccini di poterli comprare. Questa è la vera sfida di questo Paese, e di non trovarsi l'interlocutore che è la Corte dei Conti, la Procura o quant'altro. Io non sono convinto che sul mercato mondiale non ci siano vaccini a disposizione per il retail o per dei canali non istituzionali, e le nostre imprese hanno bisogno di quei vaccini. Il fattore tempo è fondamentale in questa fase per la salute delle persone, ma anche per l'economia. Sappiamo tutti che da qua ai prossimi 6 mesi ci saranno vaccini per tutti. Il problema è averli prima. Altro grande tema fondamentale per la ripartenza è quello delle risorse. L'unica ancora di salvezza si chiama Recovery Fund. Sono 222 miliardi di euro che possono essere una grande opportunità come un mega spreco. Noi dobbiamo aiutare le imprese con quei soldi e creare occupazione. Tutto il resto è divagazione sul tema. Intanto migliorano in Veneto i dati sull'andamento dell'epidemia, sia sul fronte dei contagi che su quello dei ricoveri, calati del 53% nelle rianimazioni e quasi dimezzati in area non critica, dati che spingono ad una riorganizzazione delle attività di ricovero che erano state sospese. Vediamo di fare una verifica se dalla settimana prossima possiamo riaprire per alcune attività che erano state rinviate o sospese, sia in ambito chirurgico che in ambito medico. Parlo di attività di ricovero. Ed in relazione al progetto sui vaccini al quale la Regione sta lavorando è intervenuto oggi il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro con una lettera inviata al presidente Zaia. Le aziende venete aderenti a Confindustria, scrive Carraro, si offrono di far vaccinare i propri dipendenti attraverso il medico competente all'interno dei propri spazi in locali riservati ed idonei allo scopo, nel rispetto del piano di vaccinazioni regionale che dà priorità alle categorie più esposte e deboli. Si tratta di un tema molto sentito, continua Carraro,
Carraro, da cui dipende la ripartenza in piena sicurezza delle attività produttive nella loro totalità e completezza. Sarà nostra cura, conclude il presidente degli industriali del Veneto, coinvolgere anche le organizzazioni sindacali. L'obiettivo di tutti è infatti superare l'emergenza e ricominciare a crescere per creare benessere e opportunità di sviluppo per le imprese e i cittadini veneti. Ed ora uno sguardo all'andamento dei contagi nella nostra regione sulla base del bollettino inviato poco fa da Azienda Zero. Sono 873 i nuovi positivi in Veneto, ecco, lo vediamo con l'aiuto della grafica, quindi con un calo di positivi ma anche di ricoverati. Siamo a 1884 in area non critica, 27 in meno rispetto a ieri e 213 in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri. Resta invece ancora alto purtroppo il numero dei decessi. Sono 70 le persone che hanno perso la vita nella nostra regione, anche se il dato, comunica appunto la regione del Veneto, accorpa anche alcuni decessi che sono avvenuti nel fine settimana. E intanto negli ospedali trevigiani è possibile far visita ai malati di Covid in gravi condizioni, un passo ulteriore verso l'umanizzazione del servizio sanitario. Sono già 20 al Cafoncello di Treviso nell'arco di un mese le famiglie che hanno potuto far visita ai propri cari malati di Covid ricoverati in gravi condizioni in terapia intensiva. Negli ospedali dell'ULSS 2 è ora possibile incontrare di persona, con tutte le precauzioni del caso, pazienti di cui prima era solo il medico a riferire le condizioni. Gli permettiamo di stare un quarto d'ora, ma poi insomma se c'è bisogno di più stiamo lì anche di più. Questo vale per 2 gruppi di familiari al giorno. È il medico a proporre ai familiari la visita, in genere nei casi di pazienti gravissimi. Abbiamo sempre fatto comunicare anche nella prima fase il familiare che era in grado di farlo, cioè il respiro spontaneo con ossigeno, con maschera, con il pad o con il telefono, insomma questo l'abbiamo sempre fatto. In realtà quello che sta succedendo adesso è che diamo la possibilità di dare spesso un ultimo saluto ai pazienti che rischiano di non farcela, insomma, per cui quando sentiamo questa esigenza importante noi facciamo questo percorso. Prima erano gli operatori sanitari ad accompagnare fino alla fine i pazienti che non ce la facevano. È un carico che noi non ci possiamo prendere, insomma, non vorremmo prenderci perché non ci spetta, perché il familiare è un'altra cosa rispetto a noi, anche se noi cerchiamo di essere in tutti gli aspetti persone umani il più possibile. A colpire maggiormente medici e infermieri in questa lotta quotidiana contro il virus i pazienti che possono interagire e che malgrado condizioni in apparenza buone si spengono per le conseguenze devastanti della polmonite. Tutti i pazienti che sono svegli, che con noi comunicano, quelli ci danno ovviamente una grande emozione, tutti. Ed ora passiamo alla politica. Stallo sulla crisi di governo, è ancora in corso il tavolo su programmi e nomi, ma sembra che veti incrociati blocchino, diciamo, sia l'uno che gli altri. Il presidente della Camera, Fico, salirà al Quirinale questa sera per riferire al presidente della Repubblica, Mattarella. E proprio a questo è dedicato il nostro sondaggio di oggi, lo vediamo insieme con la grafica. Governo, a questo punto meglio le larghe intese. Potete naturalmente come sempre esprimere la vostra opinione con uno squillo ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21:15. Zaia si faccia portavoce della nostra situazione disperata, è l'appello dei commercianti di Abano oggi davanti alla sede della Protezione Civile a Marghera. Sentiamo. Anche con la zona gialla i caffè storici di Piazza San Marco restano chiusi. La mancanza di turismo pesa troppo sull'economia lagunare e l'apertura dei confini comunali non basta. Per determinate località senza turismo non si sopravvive, come hanno testimoniato in tutta la loro disperazione alcuni commercianti di Abano Terme, che si sono radunati davanti alla Protezione Civile per chiedere aiuto al governatore Zaia.
Noi abbiamo portato con questo gesto simbolico le chiavi dei nostri negozi, perché appunto in queste condizioni è impossibile lavorare, quindi tanto vale che le consegniamo insomma alle istituzioni nella speranza che appunto vengano sensibilizzate. Questa pandemia ha comportato una crisi economica generalizzata, una perdita di fatturato di più dell'80%. Questo perché? Perché noi commercianti aponensi lavoriamo prevalentemente con il turismo. Nello specifico l'attività di Giulia è strettamente collegata a quella di lavorazione del vetro di Murano, altamente in crisi. Neanche il settore veneziano sta andando bene e quindi c'è il problema che anche io non riesco più ad offrire la qualità che il mio cliente si aspetta. Non riescono a lavorare e le fabbriche sono quasi tutte chiuse. Non ce la facciamo più economicamente a sostenere tutte le spese che ci sono imposte nonostante non ci siano introiti e incassi. Ad oggi i commercianti non hanno visto alcun ristoro, di qui la richiesta d'aiuto. Noi chiediamo un sostegno economico, un sostegno alle terme, anche una politica, diciamo, perché in questo momento noi non vediamo la luce fuori dal tunnel, non vediamo la soluzione di questa crisi. Chiediamo al Presidente di farsi interprete del problema di una delle principali mete termali in Europa, se non la principale, perché appunto si tratta di vita o di morte a questo punto per il nostro territorio. Fa appello alla responsabilità personale di ogni singolo cittadino il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà in riferimento alla zona gialla e ai comportamenti appunto da tenere per evitare di tornare indietro, un impegno comune che deve coinvolgere al di là dei controlli davvero tutti. Un grande ruolo spetta a ciascuno di noi. Abbiamo visto quanto è faticoso, quanto è facile far salire i contagi con condotte più o meno sconsiderate o poco ponderate, e come sia difficile tornare indietro. È il momento della responsabilità e così come il governatore Zaia ieri e anche il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà si unisce all'appello ai cittadini, veri attori di questa nuova ripartenza. L'invito è a non avere fretta di tornare ad una normalità, perché un passaggio troppo repentino rischia di essere illusorio. Il giallo per definizione è un po' come l'arancione, è qualcosa che ti deve mettere sull'allerta, no? Si usa anche nella messaggistica della protezione civile e quant'altro, quindi non è un liberi tutti. Abbiamo già fatto forse in parte un po' questo errore, che direi è trasversale, c'è questa voglia di scollarsi tutto in fretta, però va capita anche la situazione e soprattutto bisogna dare tempo ai vaccini di fare la campagna vaccinale, di fare il proprio corso. Superata la prova del 9 per scuola e trasporti, l'attenzione ora si sposta sui locali. Possono aprire le serrande, ma rimane la chiusura fissata per le 18, come l'obbligo di mascherina. L'attenzione delle forze dell'ordine sarà concentrata su evitare situazioni di assembramento. Se prolungati nel tempo costituiscono veramente un pericolo. Io so che in passato il mio appello a farsi in qualche modo anche promotori di una sorta di educazione del cliente è stata giudicata un po' eccessiva, ma è proprio questo che serve, cioè i gestori che tanto hanno sofferto dovrebbero capire quando il comportamento magari involontario, spensierato dei clienti può mettere in difficoltà loro stessi, perché si crea all'interno del locale una situazione che la legge non consente, e se passano le forze dell'ordine non possono che intervenire. Al via oggi la lotteria degli scontrini, vediamo nel prossimo servizio com'è andata a Treviso. La lotteria degli scontrini, sa che cos'è? No. Non sono in molti a saperlo, ma la lotteria degli scontrini è partita ieri, voluta dal governo per incentivare i pagamenti elettronici con l'allettante idea di vincite da migliaia di euro. La lotteria prevede premi sia per i consumatori che per gli esercenti, ma non mancano le polemiche. È sicuramente un'iniziativa che tutti accoglieremo con grande volontà. L'unica cosa, c'è un problema
di poterla gestire adesso con tutte le difficoltà che stiamo vivendo nel quotidiano. In un momento di così grave difficoltà si vanno ad aggiungere dei costi ai negozianti che potevano essere evitati, specifica la FIPE Confcommercio. Inoltre solo il 30% degli esercenti ha fatto aggiornare il registratore di cassa con il software necessario, nonostante la proroga concessa fino a fine mese. C'è da dire che abbiamo quasi la certezza, e questo è un dato che deriva dai nostri fornitori, che vedono impossibile aggiornare tutti i nostri software, poiché siamo tantissimi, perché ci saranno circa 1.700.000, circa 2 milioni di esercizi da aggiornare in circa 30 giorni. E quindi Confesercenti lancia l'allarme e chiede di spostare il termine di almeno 6 mesi. Difficile da pensare con i giochi già iniziati. Altra anomalia riguarda sempre l'esercente, che è obbligato all'adeguamento, ma non esiste una legge che gli imponga anche di acquisire il codice lotteria dei clienti. Questi ultimi però potranno fare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Non sono precisate multe e l'omissione non è sanzionata, almeno così sembra, perché non è chiaro. In una prima stesura del decreto fiscale c'erano e arrivavano fino ad un massimo di 500 euro. In ogni caso, la segnalazione del cliente sarà registrata. Ed ora la polemica sui banchi a rotelle. Nell'istituto comprensivo di Vo questi banchi non vengono comunque messi in soffitta, ma vengono utilizzati soltanto per microattività o laboratori. Intanto la Regione avvia un'ispezione. Questa sedia, ad esempio, questa nello specifico, non permette ad esempio, per i mancini non va bene. E poi ha una ribaltina, vedete qui, rispetto a quella tradizionale, questa invece ci consente, insomma, vedete, di girare facilmente per il mancino, quindi un'operazione veramente di pochi secondi, insomma. E a parte il fatto che, insomma, ruota anche a 360, e questa sedia permette anche l'attività di incastro, cioè immaginiamo uno di fronte all'altro, si riesce a creare subito un microbanco e la distanza è effettivamente, diciamo, di 1 metro. L'Istituto Comprensivo di Vo, il paese simbolo della pandemia in Italia, fu tra i primi a ricevere i banchi con le rotelle, 30 sedie innovative che oggi però hanno dovuto reinventarsi un utilizzo, visto che la gran parte degli studenti le definiscono scomode e poco agevoli, soprattutto se si è mancini o se si devono utilizzare quaderni grandi o attrezzature particolari. Sono molte le scuole che hanno già accatastato i banchi dell'era Covid in soffitta, stancendo il flop dell'iniziativa voluta dal ministro Azzolina. La Regione Veneto nelle scorse ore ha dato il via libera ad un'ispezione sull'utilizzo ed eventuali danni pastorali da banchi a rotelle. Il monitoraggio che sta facendo la Regione Veneto, partito proprio questa mattina tramite l'assessore Elena Donazzan, ci aiuterà anche a capire quanti sono che hanno queste difficoltà e quindi si interverrà. Chiaramente anche noi dirigenti, come dire, vogliamo rispondere a quelle che sono le criticità, in questo caso posturale, e capire se possono essere utilizzate per 6 ore, 8 ore, piuttosto che per 1 ora o 2 ore. Nel frattempo a Lozzo Testino, sede di uno dei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Vo, si cerca di trovare una soluzione per evitare che le sedute innovative costate tra i 150 e i 280 euro vengano completamente abbandonate. Noi le abbiamo in dotazione da quest'anno e le teniamo per microattività di laboratorio, piccoli gruppi di recupero e in diversi momenti della giornata scolastica. La cronaca ora ad una settimana dall'omicidio del suo convivente Costantino Biscotto. Rosangela Dal Santo, 57enne, è stata indagata dai carabinieri di Rovigo per omicidio volontario aggravato. La donna è ancora ricoverata in ospedale dopo aver tentato il suicidio inalando il gas di scarico dell'auto. Il delitto era avvenuto nella mattina di martedì 26 gennaio al culmine di una lite scoppiata nell'appartamento della coppia a Polesella. L'autopsia a Costantino Biscotto è stata posticipata a domani, mercoledì 3 febbraio, e sempre domani il medico legale svolgerà una perizia per accertare se le ferite da arma da taglio che aveva la donna siano state procurate durante la lite con il compagno o se le sia autoinferte. La signora Rosangela infatti ha tentato il suicidio nella tarda serata di martedì, mentre l'omicidio era avvenuto in mattinata. E dramma questa mattina a Padova, una bimba di 16 mesi è caduta dal primo piano delle scale di casa finendo sul pavimento dell'ingresso del condominio. È successo nel quartiere Arcella.
Una bambina di soli 16 mesi è caduta dalle scale di un condominio al primo piano di un edificio di via Perosi all'Arcella, Rione San Lorenzo. La bambina è caduta direttamente giù nell'atrio delle scale. Pare che mentre la madre stava chiudendo la porta di casa si sia infilata tra le stecche della ringhiera, precipitando nel vuoto da un'altezza di oltre 3 metri. La caduta è stata tremenda e la piccolina ha riportato gravi lesioni. Il racconto di una vicina. Ho sentito la mamma di bambina stava piangendo. Quando ho aperto la porta ho visto vestiti della bimba giù. La piccola è stata portata subito al pronto soccorso pediatrico ed è ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata. Per 24 ore rimarrà in sedazione indotta. Saranno le TAC ad accertare eventuali lesioni. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. La madre e il padre, la bimba è figlia unica, sono stranieri e vivono in Italia da diversi anni. Posso dire che è una famiglia perfetta, una famiglia modello che sempre con la bambina non lasciavano mai, non so come è mai successo, sempre tutti e tre insieme, o il papà con bambina o la mamma con la bambina, sempre erano tutti, hanno accudito questa bambina come una pianta dal vaso, diciamo così. E dramma a Cortina, anziana con deambulatore cade e muore assiderata. Il corpo di Ilda Verocai, 92 anni, è stato notato nella neve questa mattina attorno alle 5 dai passanti che hanno dato l'allarme. La tragedia si è consumata ieri sera quando l'anziana, uscendo di casa con l'ausilio del suo deambulatore, sarebbe caduta accidentalmente, restando a terra all'addiaccio in balia di temperature ancora molto rigide. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cortina che stanno svolgendo accertamenti. La salma è già a disposizione dei familiari. Ed ancora dal Bellunese, perché un devastante incendio ha distrutto l'azienda agricola di Malga Pramarino in Val Visdente. Le fiamme sono divampate presumibilmente nella notte e a dare l'allarme questa mattina è stato un escursionista che ha chiamato il 115. Per raggiungere la Malga, isolata dalla neve e inaccessibile con i mezzi ordinari, le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco sono state trasportate con l'elicottero da Venezia. Il rogo ha coinvolto l'intera struttura. Fortunatamente non ci sono state persone ferite. Prosegue a sprombattuto la marcia verso i mondiali di sci. L'organizzazione tecnica è al lavoro ogni giorno per la preparazione delle piste e si inizierà col botto. Parola di Alberto Ghezze, storico tecnico azzurro ed oggi responsabile dell'area sport della Fondazione Cortina 2021. A livello scenografico una cartolina mozzafiato, sempre che il tempo non si metta a fare le bizze. Alberto Ghezze, storico tecnico della nazionale femminile e ora top manager dell'area sport della Fondazione Cortina 2021, incrocia le dita, un gesto scaramantico a pochi giorni dal via della Kermesse internazionale, banco di prova delle Olimpiadi del 2026. La macchina ha iniziato ancora prima rispetto a quello che poteva essere il cronoprogramma normale. Abbiamo già più o meno 500 persone tra traguardo, pista e uffici. Siamo pronti, mancano pochi giorni. In pista stanno lavorando 450 persone, 20 battipista, 25 quad. Il compito è di offrire agli atleti le migliori condizioni per gareggiare fra le Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Abbiamo una coreografia, diciamo, naturale che fa da sfondo incredibile. Stiamo bagnando le piste, le stiamo lavorando, pronti per iniziare subito col botto, perché a differenza degli altri mondiali noi partiamo subito con 4 gare in 3 giorni. In questo scenario perfetto mancherà il pubblico. Eravamo pronti per una grande festa, dice Ghezze. Non avere il pubblico, ci manca la ciliegina sulla torta, perché l'atmosfera sarebbe stata incredibile. Le nuove piste, i nuovi traguardi hanno una conformazione che assomiglia un po' a un anfiteatro, quindi sarebbe stato come entrare in uno stadio. E all'arrivo mancherà Sofia Goggia, che di Alberto Ghezze, tecnico azzurro, è stata atleta, bloccata da un infortunio che la terraferma per 45 giorni. Mi si è crepato il cuore alla notizia, ci dispiace immensamente, perdiamo sicuramente una protagonista per le discipline veloci. Però c'è da dire che abbiamo allo stesso modo una squadra femminile molto molto forte quest'anno, e quindi ci auguriamo che le altre ragazze possano, diciamo, compensare la non presenza di Sofia al mondiale, anche se il cuore rimane con una piccola lacrima.
Ed era questo il nostro ultimo servizio, uno sguardo ora alla nostra programmazione, perché torna come ogni martedì a partire dalle 21:15 l'approfondimento di Ring, ospiti di Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15, Arrigo Cipriani e poi Roberto Marcato della Lega, Vanessa Camani del Partito Democratico, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, e alle 22:30 Ines Maria Luisa Marini, presidente della Corte d'Appello di Venezia. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre al nostro meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Si mantiene più o meno stabile l'anticiclone nella giornata di mercoledì 3 febbraio, tuttavia non mancherà qualche occasionale disturbo, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il sole in questa giornata non si farà molto vedere, il cielo risulterà alquanto nuvoloso e coperto con nubi basse diffuse e nebbie che localmente risulteranno fitte persistenti un po' per tutto l'arco appunto della giornata. Nel pomeriggio tuttavia non si escludono isolati piovaschi, in genere di debole intensità. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi invece tra i 5 e i 7 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qui lo stesso scenario con cielo alquanto grigio e con nebbie in pianura. Col passare delle ore saranno possibili delle piogge a carattere sparso. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 7 gradi, valori massimi invece sui 6-10 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui molte nubi dappertutto, senza precipitazioni. Sui settori settentrionali invece potremo avere maggiori parentesi soleggiate. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.